volentieri la parola questa sera in quest'Aula per sostenere ovviamente le due mozioni che sono state presentate, richiamano un evento importante qual è la giornata dei diritti, la giornata mondiale dei diritti, quanto bisogno di diritti civili e di diritti alla persona esiste in questo mondo. Spesso i nostri dibattiti prendono delle strade diverse e prendono le strade delle opportunità, delle convenienze, delle chiusure, delle disparità. Io credo che questa sera su queste due mozioni noi dedichiamo un po' di tempo, credo invece dovremmo dedicare molto tempo, molto riflessione, proprio questa sede, questo Consiglio regionale. A proposito, con i libici noi partecipiamo ad un programma europeo di solidarietà importante nel settore della pesca. Quando ancora alcuni anni fa, e adesso ho appreso con piacere che il Presidente Zanin lei abbia proseguito questa iniziativa e ci sia la conferma anche di un ruolo della Regione, un ruolo da protagonista della Regione nel cercare di ricostruire in un territorio così devastato nei termini dei diritti fondamentali di sopravvivenza degli stessi abitanti che in quel territorio vivono, il ripristino delle regole civili, della democrazia, della legalità, delle opportunità, perché in quei paesi sia l'opportunità per i giovani di poter guardare al loro futuro attraverso poter trovare un lavoro, una vita, una dignità sociale, non attraverso i drammi che si vivono. Allora, in questo contesto, questo dibattito, e credo che la proposta della nostra mozione, ringrazio la collega D'Agiau, il capogruppo Bolzonello per aver sollecitato stamattina, avrebbe dovuto essere probabilmente un momento proprio di riflessione di un consesso democratico come questo Consiglio regionale, in una dimensione di un paese che è il nostro paese, che dovrebbe essere un paese che si deve fare giustamente garante del rispetto dei diritti in tutta la dimensione della nostra, se no del nostro Mediterraneo, questo mare nostrum che al tempo fu il mare in cui si diffondeva la civiltà, diciamolo anche la civiltà dei codici della legge e dei codici del rispetto, seppur in tempi diversi, in tempi molto lontani, ma ecco, questo nostro tratto dovrebbe essere un tratto che segna il dibattito, ma che ci fa anche fare alcune riflessioni di paesi in cui sono vietate, appunto, non sono garantite libertà fondamentali. E allora anche paesi verso i quali qualche volta dovremmo anche magari immaginare che certe provenienze possono essere provenienze di persone che cercano eventualmente la possibilità di farci una vita in spazi dove invece la cultura del diritto e la cultura del rispetto dei diritti fondamentali dovrebbe essere il presupposto fondante. Ma anche all'interno della nostra dimensione europea c'è oggi questo dibattito. Perché c'è questo dibattito sullo Stato di diritto nell'Unione Europea, che è un altro degli elementi fondanti del nostro essere cittadini non solo italiani, ma anche cittadini europei. L'Europa si deve contraddistinguere nel mondo per essere portatrice di questi valori fondamentali che sono alla base appunto della stessa condizione di esistenza. E quindi benvengano queste mozioni. Credo che dalla nostra regione, appunto, anche per il ruolo che abbiamo, possiamo portare questo messaggio anche verso questi partner che hanno potuto vivere delle esperienze importanti proprio nel settore della pesca per apprendere e trovare il futuro e quindi sollecitare a che ci sia un'opportunità anche in questo confronto, ma soprattutto questo dibattito dovrebbe essere un dibattito che impegna il Consiglio regionale a tenere sempre presente è sempre ben puntuale che oggi è fondamentale garantire diritti, garantire opportunità, garantire un futuro possibile e garantire il rispetto appunto di quelli che sono
le condizioni per cui una persona può definirsi un essere umano e quindi non torturato, non limitato, non imprigionato, ma libero di fare e di svolgere la propria personalità, la propria attività. Grazie consigliere Jacob. Anche